Alberto Rigo con noi per il commento della partita, ma noi non abbiamo ben capito sto pareggio. Sta di fatto che siete contenti o amareggiati? Siamo un po' amareggiati, eravamo avanti fino a 5-6 minuti dalla fine, poi loro hanno pareggiato. Rammarico è soprattutto per l'incrocio di Andrea, Certo, che certo. poteva portarci quel doppio vantaggio. Diciamo che c'è stata più di un'occasione veramente costruita e anche che non è andata a buon fine. Vedo anche che qualche giocatore che forse non aveva ben rappresentato la squadra in qualche partita di tempo fa sta ritornando in forma, quindi si può sperare un avanzamento del vostro livello, Sì, insomma. siamo partiti la prima partita non benissimo qui, con lo Scandiano, poi sabato scorso abbiamo fatto bene a Montecchio. Oggi era una partita difficile, ce la siamo giocata, sono partite che si decidono sugli episodi, Sì, 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 sì. è finita con un pareggio, un po' ci dispiace, avremmo voluto portare a casa i 3 punti, Ma a parte quello, però diciamo che le due diciamo... partite che sono state giocate in casa sembra che giocate meglio fuori, quasi dall'idea, insomma. È Oggi, in andata realtà, così. oggi è andata così, secondo Sì, sì, me sì. tutti hanno dato il massimo, hanno fatto No, una buona no, prestazione, no, ci no, manca forse un po' più di concretezza sulle occasioni da gol quando arriviamo davanti al portiere, perché sì, anche sì, oggi abbiamo sbagliato per demerito nostro o bravura anche del portiere avversario certo, certo. un po' di gol. Benissimo, con questa aspirazione io direi di chiudere e auguro un in bocca al lupo per le Grazie, prossime partite. grazie.